Gabriele, lunedì è una giornata clamorosamente importante per la partita e anche per questa cittadinanza onoraria. Che emozioni stai vivendo? No, per me sarà una giornata impressionante. Comincio proprio con la cittadinanza e poi finisco allo stadio con tutti i tifosi a festeggiare, immagino. Sono emozionato un po'. Senti, ti sta piacendo il percorso della Fiorentina cambiando discorso in questa stagione? Ieri viene da una vittoria molto molto che giudizio dai? La partita di ieri non mi sembra una partita per trarre ottime conclusioni. Loro hanno giocato in 10 un sacco di tempo, quindi la Fiorentina ha preso un po' di vantaggio e ha giocato più in scioltezza. Però mi sembra anche presto per dire se la Fiorentina può andare lontano oppure no. Senti, sono giocate poche partite. Con Totti hai vinto un campionato 15 anni fa, ancora gioca, che effetto ti fa? Rabbia. No, grande, veramente. Come ragazzo e come giocatore. Come giocatore lo conosciamo tutti. Come persona siamo in pochi che lo conosciamo veramente bene. Io sono fortunato di poter dire che è una brava persona. Senti Gabriele, cosa ne pensi di Tevez che ha annunciato che lascia la nazionale argentina? È un passo importante? Sì. E Icardi non viene convocato, di converso. Sono argentini come te, quindi che effetto ti fa? Il problema è che non possono giocare tutti in nazionale. Questo è il problema dei giocatori, la fortuna per noi tifosi è che ci sono tanti che possono tranquillamente vestire la maglia. In questo periodo Icardi non ha posto, anche se è grandissimo, e anche Tevez. Purtroppo è calcio questo. Non possono entrare in campo. Almeno possiamo giocare con tutti gli attaccanti, che sono quelli che ci stanno rappresentando meglio fuori dal paese in questo periodo. Quando dicono che Higuaín è il tuo erede? Lo dite voi? Io sono stato io e sono felice di essere stato quello che sono. Forse Higuaín è meglio, peso, non lo so. Ma questo è il vostro lavoro, non è il mio, scusate. Grazie. Grazie Mario.